Tanti auguri a te, tanti auguri Giancarlo, tanti auguri a te. L'immancabile brindisi con gli amici, le foto con i passanti. Per i suoi 92 anni Giancarlo Gentilini si è regalato quello che ama di più, un paio d'ore tra la gente, il suo popolo, come chiama i trevigiani. Qual è il segreto per arrivare a 92 anni così? Vedi, non approfittare mai delle proprie forze, centellinare nella vita, ma bisogna avere dentro a se stessi una carica vitale che forse è uno dei presupposti della stirpe del Piave. Buon compleanno! Ecco, grazie, vedi, gli estremi si toccano e quindi c'è un momento in cui le diatribe le buttiamo giù nel Sile. Appunto, E adesso assolutamente. invece è un momento di felicità. Al quartier generale dello sceriffo davanti a Casugana arriva l'assessore Sandro Zampese e pochi minuti dopo anche Mario Conte. Signor Sindaco, auguri! Vabbè, bisogna che te guardi, no? Auguroni al nostro sceriffo, auguroni! L'allegria di un nuovo straordinario traguardo, poi Gentilini si fa serio e dedica un pensiero alle ostesse storiche di Treviso. Mancano due persone care che hanno segnato la storia della città di Treviso, la Beppa e la Ettorina. Ogni anno erano qua, ma quest'anno ci benediranno dal cielo azzurro. Ecco. Vista anche la sua età, Gentilini è stato tra i primi a vaccinarsi contro il Covid e su questo tema non ha esitazioni. Il vaccino deve essere obbligatorio. Quando c'è una legge sono soltanto le forze dell'ordine pubblico che devono presiedere e quindi libertà assoluta di entrare in tutti i locali e chi viene trovato in fallo dalle forze dell'ordine va penalizzato. Allora vedrai che tante cose si calmeranno.